la terra. Gesù ci at the gate. Si può giurare stai at the gate? Sì. Beh, ragazzi, ciao, arrivederci, ci vediamo. Buongiorno, già, buongiorno. già, Ciao, già. saluti, ci abbiamo di fretta, ciao. Ma Ciao, Ma se stiamo di fetta, ci si bello quando e fa no dico te fa una canzone ballerci si bello quando ranchio. Scusate la fretta, ma tu lo dici buongiorno, ciao Vicky. Mercoledì 28. Veloce, ciao a tutti. Ragazzi, ci abbiamo da lavorare, abbiamo cominciato più tardi per celere dalla fecca di sono già pulite le classi. Buongiorno, ciao ragazzi. Oggi è mercoledì 28. Guardate, c'è un'aria oggi frizzantina, hai notato? Molto bella. Aria frizzantina di quelle che, capito? Di quelle che tonificano. Allora zio, parliamo di cose serie, 2 minuti la va fare veloce, serie. Sì, allora ora troveremo un posto fisso al giorno. Sì. E chi vuole venirci a trovare vuol dire la sua, la può anche dire. Sì. La mattina, anziché la Signor diretta. Pacchi, buongiorno! Anziché la diretta a Gire. Vieni a pesco, Pacchi! Sì. Pacchi sta utile. Non ne ha pesco. Domani si parte, arriviamo lì una settimana. Vai Pacchi, vai! E poi venire a fare la diretta. Pacchi Camri che no fa la dritta. Ehi ragazzi, il colore, vedi l'ombra, no, mi piace. Vabbè, io studiare da se una strucinabile, ma qualche show da te. Aspettesse, no? Quindi ragazzi, anziché andare in giro come i deficienti, no, a parte gli scherzi, troviamo un posto dove sederci e parlare con la gente. Sì. Diciamo modello Fiorello, perché tu non picca Siviglia Fiorello. Sai, da due. Solamente un conta bag. Comunque, ragazzi, oggi The Gate è sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ma non solo, al Cafiero, la prima conferenza totalmente in inglese. Complimenti, signor Franco The Gate. Cioè, un saluto a Giorgia e un saluto a tuo figlio Sergio, che ieri è andato a vedere la partita, ha fatto la diretta a Wembley, di una euro per la pagare. Chi è questo? Di là! Questa è la collega. È la nostra barista che non si può dire il nome, siamo in diretta. Ciao. Buongiorno signora Anna, diciamo signora. Che favore, che vuole essere nominato, che favore, senza nominato. E puoi dire qualcosa, Anna, saluto, non è che siamo. La voce, alza la voce. Buongiorno. Chi sei bello? Che giorno? Oggi dovete ci stai rispettando. Vuoi parlare? Ci parlare di no, divanetto, io sono anche americano. Oggi è mercoledì 28. Che bella voce che abbiamo stamattina. Hai visto? Non lo tocco che da voce che ha grida sempre. E allora ti posso presentare Franca. È venuta per Pasqua. Oggi Franca sta per noi, sta con Pasqua, è portato l'uovo. Scusa, facciamo cosa volete trovare nell'uovo di Pasqua? Io ho un bel sindaco. Cosa volete trovare? Volete stocchi e mezzi, volete o no? Sì, ma mica è un sondaggio, gliela parli tutti. Anna, cosa vuoi trovare tu nell'uovo di Pasqua? Felicità, Anna, secondo te non busca la felicità, un oggetto. Sì. Un oggetto. Ma tu, si prandiano perché te. La buona politica. Allora chi si tiene i soldi che pigliano un locale di chi? Sì, bicarbonato di soldi. No, io ho saputo che è guerra veramente aperta, Anna, ce l'hai 2 minuti di tempo? Dobbiamo andare, cioè, tanto noi andiamo in diretta, vedi quanti cuoricini oggi, tutti per te, cuoricini per Lello. No, cuoricini. Per Anna. Per Anna, scusa. Per Anna vuole la felicità e la felicità la diamo. Tutti i cuoricini, a posto. Anna, non venga a parlare, no, che ha avuto da. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Santa come te. Grande comitiva, grande. Attenzione. Ho vinto qualche cosa? Ho vinto qualche cosa? Te lo dico. E appunto, ho vinto qualche cosa, te la ricordo ma tutto da fare.
E allora 2 minuti di serietà, ragazzi, inizio io i 2 minuti di serietà. Scusa. Io ho parlato con qualche amico e che le dite che è guerra totale. Vabbè, ma noi... No, con noi, ci mancherebbe. No, loro dice che è rubativo da seminiamo la pace, noi invece rimaniamo sereni, umili, con la pace, umili, sereni, però mamma ne cacciate. Oh, che bei colori oggi, signor The Gate. Facciamo un'indagine, prima di tutto vogliamo facce nuove, questo sicuro, facce nuove, candidati che entrano nelle sedie, perché quello hanno messo le sedie con i braccioli, quindi candidati più grossi delle sedie non ne volevamo, quindi non così. Gente che si può mettere la fascia, che la fascia quella è stretta, non è che vedete che bel sole. Anna, tu che sindaco vorresti? Un sindaco che ti porta la felicità, che ti porta la felicità, il sogno tuo. Va bene, comunque il sogno è di tutti i giovani di trovare un'occupazione seria, di non andare fuori barletta a Shalom, perché è quello che serve. Ma al di là degli scherzi, stiamo parlando seriamente, vi facciamo vedere il castello, facciamo vedere la cattedrale, ce ne andiamo a lavorare, va bene? Certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe. E soprattutto voi che avete i cani, pulite no, e poi bravo, perché non si può veramente, tra buche e cacca non si può più passeggiare, è veramente diventato uno schifo, è diventato il gioco salta la cacca, e non è una bella cosa, Lello il mare, Anna c'è da lavorare, tu passeggia che da povera Cristo, non è che faccia fare ghiacci. Anna, possiamo perdere 2 minuti, possiamo fare vedere il mare, i barlettoni Giuseppe Di fuori. Bitondo. Anche lei deve stare a scuola alle 8. Sì, io mi gruppo il test, io 45 devo timbrare. Giuseppe Di Biondo il mare, Lello il mare. Quindi ricapitoliamo piano piano, che io ci stiamo a Brianche e Guagnone, che chi sembra una casa tutta città, piano piano. Quindi ci vedremo in un posto, in genere in un bar, oppure vediamo sotto Eraclio. No, vediamo se lo facciamo da Felice, bella da Felice. Dove è Felice? Dove è Felice? Ahí sta, che l'ha messo buona, dove è Felice? Felice c'è, zio. Felice del bar che sta vicino alla scuola. Buongiorno lavoratore, sei il numero 1. Voi funzioni. Quindi facciamo il buongiorno in un posto fisso. No, dove leggiamo... Però come facciamo a non farle vedere il mare, zio? Tu ti fermi, sei un buon russo, ti fermi. Anna, tu devi sapere che lei c'ha questo vizio, si ferma al rosso. Ma e come faccio? Noi dobbiamo dare esempio e poi ci facciamo. E certo. Allora, l'articolo è tutto vero, ci questa maniera. E per forza deve girare, ragazzi. L'anima della pubblicità è l'anima del commercio. È l'anima del commercio. Ma quanta bella gente oggi, perché la mafia sembra che sono già. Sì, perché si svegliano e do fate. Boh, per esempio domani che io non lavoro, sto in ferie. Sì? E ho le ferie vecchie. Se non le prendo entro aprile, li perdo. E qui la fai tutti. E me le fai tutti. Quindi si prepara una campagna elettorale veramente interessante. Interessantissima. Sarà bella vedere che si accide l'ora e l'ora. E certo. Vedi il nuovo footing nuovo? Vedi? La chiel. Bello. E dici che perdi un sacco di liquidi soprattutto. È vero? Ma i liquidi li perdi, basta ti pescano a birra, quindi i liquidi. C'è bello una reazione. Bellissimo. Io mi sto cambiando in acqua per Anna. È vero? Che le sto facendo fare ghiero. Piano piano. E adesso ti faccio vedere il braccetto, Anna. Se sta aperto, ma mi sa che sta chiuso. Sta aperto.
sta sta bene. per noi sta aperto. Queste sono le classiche cose alla barlettana. No. La mai chiusa una volta a No, dici che per i ragazzi che lavorano. e ci mancherebbe, è una cicchi. Buongiorno! Ah, ragazzi che c'è spettacolo. Buongiorno! Cara sti bocche nella Manco qua sta. Turista Nezzare. Guardate, è una tavola blu, comunque è finita l'inverno, È vero, è arrivata la Ufficialmente è arrivata la Anna, primavera. noi veniamo qua tutte le mattine, chiami, vedi? Cioè, guarda che spettacolo. oggi escono i ragazzi. Guarda in che bocca al lupo. spettacolo, guarda che spettacolo. In bocca al lupo, ragazzi. Buongiorno lavoratore! È uno spettacolo questo. Lavora. Vedi, c'è bene. C'è dei Vicky? Non me? Mi metti per favore, grazie, ma che significa mi metti? Grazie. C'è Vicky, ma ti pare possibile che noi dobbiamo bloccare la diretta per mettere la canzone a Vicky? Ehi, a Vicky è la madrina di Barlita Rest. Ah, ma ti rendi conto, Anna? Ma è possibile? Cioè, capite? Non è una par condition, è una spar condition. Il sole, te lo vedevo il sole. Ah, se... Allora ragazzi, voi chiedete... Ma ragazzi, oggi ci stiamo superando, sono Onore a una persona che si chiama Anna, solo per Anna. Solo per Anna l'abbiamo l'abbiamo fatto. fatto. Bene, buongiorno a tutti. Scende l'anchiotto. No, dai, una bella cosa. Uscite. Oggi uscite. Non uscite l'altro sano, se sappiamo inglese, yes, non yes. Le affannate corse sulle spiagge con un sole che riscalda il cuore delle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzare. Comunque faremo una bella diretta da una barca. Già ho parlato con un amico mio, ha detto che ci porterà al largo perché la forza e ci sento bene. Grazie Barletta, Anche se non ci conosciamo. Ma comunque è bella questa canzone. prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta. 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Ti stupirai. Durante il sabato di notte sogni vedrai le case. Oggi è mercoledì, ma mangiamo. Sai che si mangia un pesce oggi? Il venerdesimo c'è. Oggi è la settimana santa, si dovrebbe mangiare solo pesce, niente carne. È vero. Oppure dobbello io all'omelette. Ah, Piace? a me piace. Io solamente le pietre non mangio. Io solo una cosa non mangio, lo sai quale? La tri. È vero. Io una cosa non mangio, ma perché non lo so, eppure Dio. mi hanno detto che sono buonissime. Però da bambino mi mangiai le rivisi. No, peste e l'endecchio. È vero. Non lo so perché. E per farlo vedere i soldi. Però le buce, io sto pieno senza mangiare. Sono piene di vita. Però dici che fanno bene, perché quelle contengono ferro. Sì. E non le puoi le lenticchie. Però io li mangiai a Capodanno, non so se è così, me le mangio tranquillamente. Quindi è una fissazione. No, quando ero bambino Io non mangio le pietre scure perché le pietre chiare le mangio pure. Le pietre scure, la trippa e gli juventini. mamma mia. Ne riesci a digerire. Anna, tu cosa non mangi? Pesce non Non mangio. sei allergica? Allora niente, quindi questa settimana non la mangerai. Non la mangio. Pollo, Grande Anna. Bene ragazzi, preparatevi a questa grandissima campagna elettorale. Mi raccomando, Accedetevi. mettetevi i parastinchi, gli edici e soprattutto la cosa bella che dovete fare, alluetevi da me, sì, capite schifo. No. Avete schifo. Cose di cin, caghi zapin.
Sono per malosi. C'è. No, Facete vedere quando siete bravi cristiani. Ah, ecco. Bene ragazzi, buon mercoledì a tutti, noi andiamo a lavorare, siamo già in ritardo da Barletta Vesta, l'Elurus e il mitico Ciccio The Gate e Anna, senza sapeteci, salutiamo a tutti, buona giornata, Barletta e a Vesta, ciao!